Martino, abbiamo scoperto cose nuove oggi, una bella cosa nuova. Che cosa è questo cubo misterioso? Abbiamo scoperto una cosa nuova. Praticamente facciamo un riepilogo. Marco Ok. ha lanciato il drone con il vento, non ha avuto bisogno neanche di accenderlo, ha proprio lanciato il drone col vento e si è reso conto che dall'altra parte del ruscello c'era un muro, quindi siamo venuti a vederlo. Cubico, lo si vedeva da lontano. Esatto. Stranissimo. Questo cubo fatto in muratura, 2 metri circa di parete, di lato, completamente pieno di terra, di pietre, senza nessun ingresso, che non riuscivamo a capire, quindi Cosa abbiamo fatto? Che nudo ho notato subito un muro che si staglia così verticale, pare nel niente, a metà di questa costa. E... Martino, ci fa venire voglia comunque di andarci, almeno io ci andrei, solo che pare abbastanza difficile. Provo a mandare il drone forse, se il vento non ce lo fa volare. sì, forse passano da là, guarda, perché da questa parte minchia, la vedo duretta. Però sì, secondo me l'idea del drone è buona. Proviamo prima col drone. Allora, siccome a noi ci mangia la curiosità, per non dire il detto per la sarda, siamo saliti a vedere quel muretto che abbiamo visto dall'altro lato dal nuraghe, che è su questo cucuzzolo. Tra l'altro vorrei farvi notare l'allineamento con l'altro nuraghe lì, Verdu Odo. Guardate che foto meravigliosa che esce da qua. Bene, però quello che siamo venuti a vedere era quel muro che abbiamo visto dall'altra parte, quindi adesso andiamo a confutare se, come si dice? Moderno. Esatto, se è moderno o antico. Cioè, guarda queste pietre, sembrano mattonelle scolpite, piastrelle sembrano. Boh. Andiamo, però già tanto pianta rettangolare. Che cos'è questa cosa? C'è una pianta quadrata, non c'è aperture. Una pira, facevano il fuoco qua sopra. Immagina se fosse per l'avvistamento. È stranissimo, cioè Io no. non ha ingressi, non ha, sembra anche piena di pietre dentro. Esatto. No, è pieno. E non può essere neanche che c'è terra accumulata perché è sotto è roccia. Che cavolo era questa cosa, scusa? Chiederemo a Lanfranco. Non ha preso. E te l'ho detto, è pieno, non è neanche un recinto, nel senso, magari dentro è proprio un quadrato, tra l'altro quanto ha? Un metro di... No, di più. 1,5 metri di diametro, per 1,5 metri, dentro pieno. Cubo. Abbiamo la risposta, amici. Lanfranco, un allevatore qua della zona, ce ne ha indicato anche degli altri e dice che sono dei confini della proprietà di Montenarba. Ricordo le miniere di Montenarba attive nell'estrazione della galena argentifera fino a forse un secolo fa, anche meno. Quindi sono cumuli di confine della proprietà privata delle miniere di Montenarba.